Un animale che non è ancora estinto, ma che sta diventando molto raro, è la foca monaca. Proprio la foca è una delle tante sorprese che riserva la Sardegna, perché le foche vivono di solito nelle regioni nordiche, nelle regioni fredde, però un piccolo gruppo è rimasto in Mediterraneo. È un animale ovunque molto raro, perché è stato perseguitato per molto tempo, cacciato, un animale diffidente che si vede raramente. In Sardegna c'è, e qualche possibilità in più di vederla c'è proprio su questo tratto di costa, nel Golfo di Orosei. È un tratto di costa completamente deserto, lungo 50 km. Per arrivarci bisogna prendere l'orientale sarda e girare al bivio di Dorgali. Stiamo andando a cercare questo animale favoloso nella grotta di Cala Gonone. Alla ricerca delle foche ci fa da guida il signor Pisanu. Senta, quanto ce ne saranno qui in giro? Io penso non più di 15, 20 al massimo, tra grandi e piccoli. Si possono fotografare quasi sempre, insomma, in alcuni mesi specialmente è facilissimo vederle e così fotografarle o riprenderle in cinematografo. Un giorno abbiamo cercato di catturarle col mio amico Romano. Eravamo andati là per riprenderle con l'apparecchio. E nonché ne troviamo 10 in una grotta. Ci avventiamo su di una per catturarla e non ci siamo riusciti, ci ha trascinato in acqua tutti e due. Lei fa anche il pescatore? Che consigli può dare a un turista che voglia vedere le foche? Beh, il consiglio che posso dare io è questo: alzarsi molto presto ed arrivare alle grotte prima che esca il sole, cioè prima che inizia il movimento turistico di motoscafi, altrimenti le foche vengono disturbate e non si riesce a vederla. Se non è disturbata si può vedere quando entra o quando esce dalla grotta. E l'altra maniera sarebbe quella del battellino, entrare dentro in fondo e cercarla di sfidarla dal dormitoio, in modo che essa scappa fuori e in quell'occasione riescono a vederla, ma ripeto, è sempre consigliabile di mattina presto. Vedere la foca, specialmente durante i mesi estivi, non è molto facile. Ma anche se non avrete la fortuna di incontrare questo raro animale, potrete sempre godervi l'esplorazione della grotta di Cala Gonone, che si interna nella montagna per 4.600 metri attraverso stretti cunicoli e laghi sotterranei. Non tentate l'impresa da soli, la grotta è piena di diramazioni e perdersi è facilissimo. Fatevi sempre accompagnare, quindi, dalle guide e dai pescatori di Cala Gonone. Appena si sente il rumore si butta in acqua. Dove va la grotta adesso? A sinistra, a sinistra. Guardi quel gruppo di stalattiti. No, niente. No, no. La trappola, da noi predisposta per fotografare le foche, funziona solo a metà. 2 foche passano come siluri sotto il canotto nel tentativo di guadagnare il mare aperto. Soltanto il secondo operatore, appostato all'uscita della grotta, riesce a vederle e a riprenderle, in quei pochi istanti che si fermano a guardarlo incuriosite.